Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Giovanni Zidda è il figlio de Runesoso naschidu e creschidu in Palmadula, una frazione de Tattari. A piticcu ad imparato su runesu in domo e s'italiano in iscola e si è appassionato de canto a tenore sighinne sal bogues antigas registratas in sas cassettas. In diel de oe fa che contra in uno d'errore chi ha fondato in Tattari, po cantare a sorunesa con atteros cantores dei gue. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Giovanni Zidda. Salute, tu sei Giovanni Zidda. Eia. Consemus in Orune, può arreionare de tenore in intro di questo progetto che siamo facendo in un bebato una parte che li narra una ricerca, i salbida, sa può vedere qual è la situazione del suo tenore a tempo de oie e chi mi ha incaricato di stare disturbando a zigos, a gente, può arreionaremus di questo argomento in intro di questo progetto. Un progetto su primo si narrei a modas, dato finza al discreto risultato, e su secondo si narra di sterridas, che della zira sono tutte parole che impittammo su cantare nostro. Magari in Oruna invece di sterridas si narra bocca longa, però su significato è scusso. E zirammo al biddas, ma non può atteru, che ischimmus che su tenore est legato bidda po idda a una moda differente, che cada idda tenede una moda sua. E s'idea infatti poi di andare da una idda sattera è proprio in questo senso, che se non possiamo fare una cosa sarda in generale, ma su tenore pochi sia sardo in generale e poi partito in tanta modas e donzuna est legata a una comunità, a una idea come te potete essere Orune, che tenete una de salmodas a forse prusu preziadas, no? Che le dai valore, non pezzi noga, ma in tutto Salbida de Sardegna, il tenore di Orune è considerato uno dei sol mezzi, sicuramente moda, mi non narro proprio sul gruppo del suo cantatore, narro sa moda orunese piace da me li strocca in puro, cantano quando si azzappano in companzia, piace. Però questa cosa è legata a Saida, no? Ma tu sei orunese, però a sughi maranato come faula intendo, faula ispendo. Maranato che sei orunese, però non sei nascido e manco pesato in Orune. No. Io ho contato giusto, da. Io ho tutto arbato mannetto, sono di Orune, si sono fatto romano in Orune, poi po' travallo e altre vicissitudini, che sono spostato da Orune. Pastores. Sì. No, mannetto materno itti in dogana e quindi travallavato in dogana e che sta nato quella da Arbatax. Ha nato una parte della vita in Arbatax e poi da Arbatax a Porto Torres. Mentre mannetto paterno i pastore ha deciso di investire in altre ruve, dai. Una famiglia numerosa, sai, babbo sono unici brades e quindi mannetto ha pensato di scustiare dai nocche che non vai a tritto di allargare namus e nulla. E io sono nascido di Sassari, mi sono fatto in una vedichetta che si è nata a Palmadola, che è una frazione di Sassari, in cui è nata a Paristero di Orune, vamos a essere una 25 famiglia, più o meno. 25 famiglie in Palmadola. Sì. Palmadola e dintorni, da, tutte le scubile a corsa a Palmadola, però bene o male a ribrigare pratica, a comando, giornaliero, sono rimunito a Palmadola e quindi abbiamo chiesto un centro di ritrovo tra Palmadola e Saccorte e Gai, no? Tutto vedi che da sa. Ma in Palmadola sa limba in queste su Tattaresu? Sì, un risso.
Su non riso. Ma è tipo su Sassari, no? Su Sassari, su sì, però come ti arrivi da dei noc cambia qualche accento, qualche paragola, capito? Però andiamo su Sa Madrid scusa, dai. Sa Madrid, scusa. E tu però non se il fai dente in Sassarese come in Mecus. No, a me a frater mio prima non sono imparato su Runissu, poi su Risto. A noi sul genitore nostro sono imparato a ragionare su Runissu. Noi siamo andati all'asilo che stiamo a ragionare solo su Runissu. Infatti la maestra non lo conta sempre, babbo, che lei ha muttito, anche il signor Zidda, ma i suoi figli qua non parlano l'italiano, noi non capiamo niente. Io li sto mandando a scuola per imparare l'italiano. Io quello che dovevo insegnare gli ho insegnato ai miei figli di lingua. una ragionata che è stata fatta che è normale che fai i sardo in Don Mostra. Sì. E poi siccome se il meta si chiede a trattare su runeso che sono esatto su runeso che sono sì. ma e poi schisezzi si nie vince il quasi di seconda generazione, no? Sì. Che tu sei di seconda generazione voi considerate se o runesos? Io lo narro sempre, sarei chi in armea non che la sapo cancellare mai, né in buono né in malo. Sarei chi in merda o rune. Poi giustamente sono nasci di Sassari e mi sono attuando in Palmadola e non è che mi sono colando in spugna e non mi sono attuando che di essere del Vigliacco, invece no, io vado orgoglioso di essere di stirpe di Orune e vado orgoglioso a sumatessi modo che ha po' vivido in cui e noi non siamo stati ormano, grazie a Dio non abbiamo fatto una posizione, insomma. E questa questione del suo tenore come di che stai entrato in conca? Sul tenore è una malattia che mi segue dai pistini di minore proprio. Ma in domo tua canta iene? In domo io, la verità, non ho mai inteso cantare a tenore, non mi è stata questa occasione, infatti a primario me ne vergognava pure di questa passione mia, no? Mi cubava per cantare, insomma, io sul contesto mio avevo imparato a cantare sicchina a scassettas di tutto sormanno di Uruna, namor di su cantare tenore. Tu devi a scassettas a minoretto? Sì. Cricavo po' di strocchere, namo su chi secondo sa conca mea, mi risisi a mezzus. Ma è dai pizzinetti però fai a pesare ore mancare? Esatto, sì. Ho provato questa bocca e mi appassionava sul bascio, però sul bascio mi ha sempre grattato la gola, forse sì, non l'ho mai schiedo impostare bene, non nisco, però poi mi sono appassionato a contra e cosa ho coltivato, dai. Coltivato e va che scontra, però è una situazione finza già come andare rimpicata, no? A cantare in logos chi no gatta al gente come questa cosa non la deve spiegare infatti abbiamo scaricato di fossilizzare un pacco di companzo andiamo su dello appassionare sa verità sempre Runeso no de Orune beste compare Pietro Zara che come siamo in subocco di su tenore nostro che come fondato un tenore abbiamo su ispirata a Sant'Andria e poi già ne vai da compare Pietro è l'unico namo da Reichinar de Orune che mi ha sicchito. Poi su bascio non l'ha chiamato un pistino da sa corte, sa bocca è un pistino da... Ma sa corte è un'altra frazione. È un'altra vedica da questa palmata. E sa bocca alternavano un po' con tutto, dai. La piccavano proprio a ridere, sa bocca schino... Però noi che cantavamo la piccavamo seriamente, infatti... Carchi brighicchedde, tocca cantare bene. Insomma, però, pistineddo, dai. Come bada in intro di questo ambiente del sudenore, si è spesata bella sempre de brusu una questione di essere attaccato su donzune a sa moda sua, no? E chi, come te posso narrare, pezzi su runeso si può cantare a su runese. Funziona gai su denore. Giusto, sbagliato, sì. Sol de fora manco lo comprende, no? Poi tendeste a uno di noi si linarana, io sono del Torpè, no? E dai, faccela sentire la contra, c'è una canzone orunese, no? Sol de fora,
che non rischino i furisteris. E le narro no, io posso fare intendere le sue torpede. No? Che noi siamo tutto in questa specie di mentalità che vita da fuori non pare manco vero, no? Che teniamo questa fissazione, no? E per usando a suo tempo quasi è peso diventando o mezzo, dipende da come te l'hai dimmo questa questione, cioè di abbarrare legato me da saida, no? Quindi Orunesu per cantare a Sorunese. Massimo si va pubblico, si va gente, si è una cantata ufficiale in luogo de palco. Tu a Sorgolese abiti a cantare in luogo de palco? No, ma anche in terra che non riesco a cantare. Non riesco a cantare, la verità, io mi sono solo ed esclusivamente appassionato di questa moda di Orune, che purtroppo io sono in questo trottigine che ognuno deve cantare la moda sua. Ma non sono trottigine, è una maniera di vivere su denore. Este sughi siamo noi, che voi, qualcuno lo vuole bere storto, ma per noi è la realtà nostra. Cioè, non si dà tenere questa cosa in conca, no? Io, da commente mi lo salnende, mi pare che este vinza scusto di cantare a tenore a sorunesa una maniera di che torrare vinzas idealmente, no? Di che torrare orune, cioè de bonde su timbro sa vita tua orunesu. Sì e no. Noi che cantano a tenore mi rendo più sorunese da come ti mi intendia, attenzione. Non abbiamo chiesto una nanta, ecco, non è una cosa in più. Non è che, come faccio un esempio, non è che se mi gioco una murra, mi intendo più di uno che non ne gioca a murra. Cioè. Però la murra è differente da su denore, e la murra mette in donzi luogo, su denore este, vado una parola, no? Che bene da italiano, tiene prestigio su denore. Così è. Non è semplice come potete essere semplice di giocare a Samurra, chi non è semplice, però sul tenore deve essere appassionato innanzitutto, che ne passione per sul tenore non va a imparare mai. Poi secondo me ne deve ascoltare me da su chi ti non sormanno, a me ne è capitato di cani piscinello da cantare, se non come quando capita e va carchi contra chi sfrumanna da me ne dedo e mi data carchi cussizzo, io non so che li frunnono, io mi lo valuto dopo a San Fritto in conca mea e naro, forse sta nel reione, forse sì, su boh invece della perrere di più lo devo serrare di più, che sono a mezzo, cioè ascolto. Invece io con la Samurra non vedo sto scussizzo. Ma lo scussizzo il bene da una cultura, no? Una cultura del suo cantico e una maniera di ascoltare il suo cantico. Chi magari in Orune è il differente da una teraida e non beso basso o sa contra deve tenere altro il gioco, altro sono, no? Su chi di che gli ho precontare può tornare sul fatto che si è spesati fuori, scusto che Sarreio non este che si siamo legato al dego a Saida, tu è malnato che cantai a schinsente che non tenia nulla i teidere che in Orune. Sì. Però li piagheta a cantare a tenore. Come su ragionamento este. Ma è questo il furisterisi. Teni in diritto di cantare a sorunese. Io ho una reschieia, che è una tradizione che se non bisogna che si coltivare in Orune, bisogna che si la coltivare in Attirube. Bene o male pubblicizza emana una tradizione di una vita. Di questo ma tu ne sono orgoglioso. Orune di origine e ti intende ma se a Saine non orunese. so manco di Orune io, cioè sono a Schido i Sassari, a Tomano in Palmadola, la sua origine sono di Orune, quindi no, come in regola non devi aspettare manco a me sul diritto di poter cantare a Sorunese. Però se la si chimurgai, no, che batta 2000 abitanti, da canno si è finito sul tenore di Orune. Che io mi pare che Pizzinello va passione, bisogna grandi spesso a Orune, purtroppo a malincuore mi pare che non sono appassionato come siamo appassionati noi. Prima in cada Turino vedeva su una murro, un tenore, gli stavano ascoltando, uranne che modo da cantare, da hackere. Come io pizzino sono appassionato, su Pizzinello non ne via, la verità. Ma per ballare magari non la può precipitare io questa. No è il nato che sui une donzone di noi il bidede si è tutto. Noi il bidiamo su una parte, certo. E una parte donzone di noi non la idede di accherre il fatto a zigo una chirca
e uno si è indagata questa cosa, no? Perché comprendere bene come intende questa realtà. Io penso che in 11 generazioni poi se andiamo su a forroncare agattiamo sempre qualcuno finza al del solzofano, chi vi canta, chi vi tenete in maniera differente, però già la agattiamo. No, ma io non mi devo preoccupare se ne che fuori, no? Di ponere questo problema. Però mi interessa sul fatto che i due persone che in qualche maniera uno si agatta in un altro luogo. Per mille motivi. O il di inie, o queste virtue inie che la famiglia che sta andata. Inie, mille motivi di questa vita nostra, no? A sa fine la grada su tenore e che cantare a tenore. Però questo ambiente nostro, questa cosa binaschi di una bella discussione, cioè biessi di questioni. Ripeto, io sono geloso della moda di Orunese, cioè se a me, un esempio, la moda di Orune mi listrocca in una vita come potete essere onne, orgossolo, uliana, cioè vita schiana di tradizione su tenore, mi dia di spiegare canaro, ma poi te non cantate questa moda vostra, chi è bella canta essa nostra, poi te istrucchite a noi, sì. Mi siete comprendendo sul discorso. Però se io voglio un esempio a Roma, che in Roma e dintorni sprino di Orunese, è baccata una compagnia di origine di Orune o meno che cantano a Sorunessa, io ne voglio orgoglioso. Però o meno che magari sono di origine di altri luoghi pure. Certo, magari lo hanno imparato, lo hanno piccato sa passione e cantano sa moda di Orune. Io ne devo essere orgoglioso che sono cantano sa moda di Orune in Roma e non sa moda di X vita. Comprendetemi se sul ragionamento mio caleste. No, mi manda benissimo tutto poi. Va che finza spiegare, no? De una maniera che sul ragionamento si canta a Urune che rennare si Urune è bella. Ti aggradesco. Va pago te zirare. La povesata io pure. A noi si detto torpe non si strocca niune, no? Tanto due naras e tanto è fea questa moda del torpe, no? Insomma, stessi ragionamenti. Poi abbiamo scoperto che bada invece scalchi bizzola che non si strocca e tanto apponato a sua scompanza. Dai, non siamo a questo punto, già non si strocca neanche a noi. Però potete essere un grado di difficoltà superiore. Bisogna vinza sul grado di difficoltà, però beste su fatto già su brullende, ovviamente su brullende. Quando ti strocca ne grenare che il bello, questo è sicuro, ma grenare finza che sconnotto, che non basta sa bellezza naschi da sa conoscenza. Certo. Lo conosca se ti beva che su rigra, se estetiche, su che la savine ti piace, te brulli un altro, chi intende sa prima volta, ti pare da zighi strano. Ma mille questioni. Torniamo a su nostro, quindi il suo barresto finza si une non è turunese, sa gatta di fora, ma si ha le podunzida, gusto poi a savine, certo. No? Tiene diritto di cantare a tenore si li piace. Poi tenore. È interessante meta. E ti voglio preguntare, Vinza, si t'aggrada da pezzi su tenore o in generale sa lingua sarda, sa cultura sarda, si dai scaraco? Tutto. Mi piace tutto e infatti come io e che dormeo so cercando di inculcare sull'unesso come in lingua componare dai dormeo sono di quarta generazione, gaie. Terza, quarta generazione. Oltretutto io mi sono trovato a sposare a Orune, che quindi magari... Museredù sto runesa. Sì, Musereme sto runesa. Andiamo che a poter rinforzare sa reichina, andiamo, da. Donne buone e paesi tuoi. No, però sono stato figlio stuoso in qualche maniera sono di prima generazione. Dopo, in fora, no? Sì. Cioè, gente da sala di Musereme è prima generazione. O seconda chisinia. Sono figlio di una runesa diretta, quindi... Sì. Tornato. Che Musere 2 fai date di sardo. Sì. Vinza sì che si in una zona differente e a figlio il vostro si sardo. Sì. E Bittenzo. Per tornare sul discorso del babbo, io lo devo imparare sul sardo. Che poi l'italiano lo so inviare in scuola all'imparare. E sicuramente bi imparano a menzere come te la ragione io, che non mi che tirare nulla a me, però dare a Cesare quel che di Cesare. E poesia? Poesia non me da, la verità, non è una passione che
Cioè mi piace la ascoltare, mi piace chi è cominciato una poesia l'ha innata. Il suo cantare. Il suo cantare, sì. Infatti abbiamo sempre a pettere stirato che che nostra comincia bella poesia e poi A zigula seccata e quindi però dai mi piace ascoltare, mi piace l'allegre, però non mi so appassionato come te binnata chi provano a scrivere non è una passione. Però da leggi tu poesia. Sì, e dopo un tono libro sindomo. Che è su poeta che magari ti piace? Raimundo Piras, mi piace da me. Su primo posto beste zio Raimundo. Sì. Non è il male, non ha separato male. Piace da attere pure. Sì. E tanto tenete se basato il fatto uno tenore di cui il fisso si è alzato a parco pure. Sì. L'abbiamo fondato sul 2022 in agosto. E chi è tutto? Sì, Murio, poi a che parte del suo Dove tenore fa che sei? contra. Il suo tenore nostro a che parte due so pestos che ha un tenore in Occhinorune, uno è Fabio Zizi che ha su basci su tenore Sant'Isidoro. Io si è spesato in Orune. Sì, io sono nascido a Tomano in Orune, come se si è spostato po' travallo a Sassari, vive in Nive. E c'è tre Sant'Antonio Tolo, che ti sa una bocca su Sarvorino, e poi come te mi su bocca, bolla ponato, compare Pietro Zara, Izu de una orunese, sa mamma di Orune su Mattis, come te posso essere io, dai, però su babbo è di Ive. Proprio un preso. Quindi sei uno tenore quasi dei migrados. Una cosa sul genere. E vedi in continente su tenore, sono migranti, no? E poi sei Sant'Andria, e poi ti cazzo separato questo numero di Sant'Andria? Hanno spiegato come impostazione del suo tenore nostro. Sant'Andria è uno santo che in Orune si vesta. No, chi scappo io no. No, non che Sant'Andria è su Saruc che sta super su Camposanto, in cui è su Montricco. E cazzo è separato questo che comunque è un riferimento a Orune, connotto da Orune. È in tre Orune, quindi lo... Ed è sconnotto da Orune. Esatto. È un'esperienza namusu differente dai altri tenori, quasi dai tutti i tenori. Forse sì, non mi dia che fa dire, ma forse unico, come non dico si bin da atteros, ma proprio coi completo de gente che non sta da Isai da sua, che fora, che Sauni di sende fora, che torna a fraigare una cosa orunesa tra orunesos o... Come siamo messo poco e ha tappato un problema del travallo, una che l'hanno spostato, l'hanno muti da Oxford, che è un dottore. E partecipano Francesco Gurdi come te messo poco, un altro ex di un altro tenore di Orune, su Santifici, che ha Savocco siamo messo pochi, si alternavano e come non si sta che ne siamo messo pochi. Quindi che Francesco è l'unico che è stata in Orune, come tenete proprio sì. E a questo punto sarà Ighinedda che è esposta e se si sprusu. Però è un'esperienza bella meda che mi pare che è sempre stato gai no, sul mondo, non pezzi per noi, che sul mondo ha sempre sconnotto l'immigrazione, per un motivo o posatteru, ha sempre sconnotto d'onzi popolo. Una parte di gente che emigra, che è andata a altri luoghi, per travaglio o per altra cosa, e non è andata nudo a suo luogo, sì che lei ha di fatto una cultura, una vita, una cosa che lo liga a sa terra sua, da suo cominzo. E Massimo Susardu è difficile se che lo cazzare, no? Finza sa emigrazione interna in Sardegna ha sempre stento questo carattere cui, no? Desi che le ha rassatera ida, però certa tradizione dessa tua e dell'almantennere magari per qualche generazione, no? Che è una cosa dessa raighina nostra. E del bello come esperienza appare il mio, che poi è un esempio posso sattero pure, che quando su tenore piagate, mi pare che chi è la grada da cantare a tenore non è sul diritto di volte scantare, no?
credo che non sia uranne nuda namus. O se le furanne momentaneamente, le stusanne namus. Poi è scaragara, no è una vura Esatto. di guda a sacua, no? È una cosa che uno fa che caragara, sì che lei ha Ma scommetto in un piscinetto che spiccano una caramella. Insomma, si cosa. Bellissimo, proprio caliviaghe, no? Sì. E questo è un bellissimo paragone. Io vol fago sos augurios per il manno, so de sichirezzi a cantare, de abbarrare unidos, e quando capita a voi deve mancare uno de cantare sempre atteros runesos, chi bosa zuana, e poi su tenore de rune siga da cantare in rune e su resto de sa Sardegna. Grazie. Deus cheriat. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla e presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de sa Sardegna.